mezzanotte di oggi sciopero generale di 24 ore. Attenzionato numero 1 è il settore dei trasporti, che potrebbe registrare i disagi maggiori, in particolare i collegamenti in laguna e con le isole. Il futuro del cantiere di Sant'Alvise dell'Associazione delle Remiere di Punta San Giobbe apre un nuovo fronte a Venezia. Per il PD il Comune cancella un'esperienza che dura da 40 anni. L'ordinanza del Comune impone il divieto di attracco ai pontili di Pellestrina per tutti i lancioni Gran Turismo e scoppia la polemica con le associazioni di categoria. L'occupazione del capannone del petrolchimico compie una settimana. Oggi il segretario nazionale della Fiom De Palma ha lanciato l'allarme sulla perdita di capacità d'acquisto delle famiglie. La crisi dell'agroalimentare solo all'inizio. Da Marghera la CNA del Veneto prevede nuovi problemi ed esprime proposte per salvare l'enogastronomia regionale. 300 sensori di monitoraggio sismico saranno posizionati su tutto il territorio regionale. La prima volta in Italia il Veneto è interamente classificato a rischio terremoti. È Caorle la città veneta della cultura 2022. La scelta è stata fatta dalla commissione regionale preposta alla valutazione delle candidature e alla assegnazione del titolo. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Problema trasporti dunque in primo piano. Dalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di domani lo sciopero generale dei trasporti mette a rischio molti servizi essenziali. Attenzionato numero 1 appunto quello dei trasporti, che potrebbe registrare i disagi maggiori, in particolare a Venezia i collegamenti in laguna e con le isole. Sarà una giornata difficile quella di domani per il settore dei trasporti e di molti servizi essenziali. Dalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di domani, venerdì 20 maggio, SGB e USB, i sindacati di base, hanno proclamato a livello nazionale 24 ore di sciopero generale. A Venezia il punto più a rischio è sicuramente quello dei trasporti, in particolare il collegamento via acqua della città con le isole. Saranno comunque garantiti, come da norma nazionale, i servizi minimi e le fasce di rispetto. Si prevede comunque un'alta adesione allo sciopero, per cui anche molti disagi potrebbero farsi sentire. Lo sciopero di domani serve a dare un seguito allo sciopero del 22 aprile scorso, dove c'è stata una massiccia partecipazione di lavoratori e di lavoratrici che hanno partecipato a una grande manifestazione a Roma, per chiedere che il prezzo di questa crisi dovuto a una pandemia non ancora finita e dovuto ad una guerra che nessuno vuole non siano lavoratori e lavoratrici. Chiediamo di abbassare le armi e alzare i salari. I lavoratori sono pronti alla mobilitazione. Per chiedere anche di tener conto dello stato psicofisico che ogni giorno lavoratori e lavoratrici affrontano con turni sempre più duri, tenendo conto di un caro vita di un aumento delle bollette. È con questo spirito che sosteniamo lo sciopero di domani, del 20 maggio appunto, convinti che la necessità di unire la maggioranza del Paese che è contro questa guerra, contro l'aumento delle spese militari, ma soprattutto contro la vendita e l'invio delle armi. Domani alle 10 ci sarà anche un presidio dei lavoratori in sciopero alle Zattere. Il futuro del cantiere di Sant'Alvise dell'Associazione delle Remiere di Punta San Giobbe apre un nuovo fronte caldo a Venezia. Per il PD l'amministrazione comunale sta cancellando con un tratto di penna un'esperienza che dura da 40 anni. L'avviso di interdizione all'accesso per oggi, affisso dal Comune di Venezia all'ingresso dell'Associazione delle Remiere di Punta San Giobbe a Sant'Alvise, non è una sorpresa, ma per certi versi dà il là ufficiale ad un nuovo fronte caldo che si apre in città. Oggi è successo un qualcosa che mai ci saremmo immaginati di vedere, ha detto il capogruppo del PD Giuseppe Sacca. Un'attività che dura da oltre 40 anni, di un'associazione che racchiude in sé ben 8 remiere. L'Associazione delle Remiere di Punta San Giobbe è stata sospesa. Anni di battaglia per avere spazi, per gestirli in forma democratica, per portare avanti le tradizioni veneziane e quindi anche un modo di vivere la città all'insegna del rispetto per l'ambiente sono stati sostanzialmente eliminati con un tratto di penna. Le remiere, è bene ricordarlo, governano questo spazio affittandolo al comune, il tutto governando a prezzi irrisori la possibilità per tutti i soci di vogare e si occupano ovviamente della manutenzione degli spazi. Sulla questione interviene anche la municipalità di Venezia, Murano e Burano, chiedendo come mai l'amministrazione comunale altrove stia procedendo in direzione opposta. A San Giuliano
dall'altra parte della laguna, l'amministrazione decide di aiutare e favorire un autogoverno, mentre a Sant'Alvise l'amministrazione decide, all'opposto quindi, di intromettersi all'interno della dialettica tra le remiere, portando così a un'inevitabile interruzione di un percorso che ormai dura da 40 anni. La richiesta al Comune di Venezia è di ripensarci, il PD altrimenti promette battaglia. Si vuole investire per migliorare questi spazi e la struttura nel suo insieme? Benissimo. Però una cosa deve essere chiara, per far tutto ciò, sfrattare e chiudere questa associazione di certo non è necessario e noi come Partito Democratico siamo fermamente contrari. L'ordinanza del Comune impone il divieto di attracco ai pontili di Pellestrina per tutti i lancioni Gran Turismo, anche quelli regolarmente autorizzati e adibiti al trasporto di sole persone senza biciclette. Dopo l'allarme per lo sbarco a Pellestrina in bicicletta di centinaia di turisti, troppi secondo molti residenti, il Comune di Venezia adotta misure drastiche. Un'ordinanza vieta infatti l'approdo a Pellestrina per tutti i lancioni Gran Turismo, anche per quelli regolarmente autorizzati e adibiti al trasporto di sole persone. Lo sbarco, fatto salvo naturalmente le emergenze, è possibile solo dalle rive, oppure dall'unico pontile rimasto ancora agibile, che però si trova a San Pietro in Volta. Comprendiamo perfettamente le motivazioni dei residenti dell'isola di Pellestrina, che in alcuni giorni sono letteralmente pleni d'assalto, in particolare dei cicloturisti. Tuttavia questa ordinanza penalizza moltissimo il nostro settore del servizio pubblico di trasporto passeggeri, sottolineo regolarmente autorizzato dai comuni di Chioggia e comune di Venezia. Sono in corso alcuni incontri con le autorità competenti per cercare di trovare una soluzione ad un'ordinanza comunque sperimentale. Il rischio per gli operatori turistici del trasporto lagunare è quello di incorrere in multe salate, anche 1.500 euro, se non si rispettano le norme. Un verbale è già stato stilato a una compagnia privata. E ora entriamo anche in un periodo clou, tra battesimi, cresime, cerimonie e gite, in programma nell'isola nelle prossime settimane. Come fare? Ci sentiamo un po' discriminati in particolare da questa ordinanza. Tuttavia abbiamo aperto un dialogo con l'amministrazione di Venezia e confidiamo in una soluzione del problema, almeno con condizioni meno stringenti che ci permetta di operare, quantomeno senza trasportare biciclette. L'occupazione del capannone del petrolchimico a Marghera compie una settimana ed oggi è arrivato in visita il segretario nazionale della FIOM. Quando si vuole cancellare un posto come questo, si vuole cancellare la storia operaia di questa città. E noi pensiamo che quando si comincia a cancellare la storia vuol dire che si vogliono rendere invisibili le lavoratrici e i lavoratori. Siamo qui per dire che noi non siamo invisibili e che la nostra battaglia continua. L'occupazione del capannone del petrolchimico di Porto Marghera è arrivata al 7° giorno. Oggi c'è stata la visita del segretario generale nazionale della FIOM CGIL, Michele De Palma. Durante queste giornate la struttura è diventata un luogo di incontro e di confronto tra varie categorie di lavoratori. In questo momento lavoratrici e lavoratori stanno perdendo potere d'acquisto e quindi c'è il tema dei salari nel nostro paese. Per essere un paese competitivo bisogna investire sul lavoro. Investire sul lavoro significa innanzitutto proteggere il potere d'acquisto dei lavoratori. Abbiamo bisogno come secondo elemento di stabilizzare i rapporti di lavoro per lavoratrici e lavoratori precari, per i giovani, perché c'è bisogno di avere una stabilità per rilanciare anche l'economia del paese. E poi c'è bisogno di investire sulla salute e sulla sicurezza delle persone. Al governo si chiede l'apertura di un tavolo nazionale che accompagni la transizione industriale salvaguardando i posti di lavoro. Accanto a De Palma anche il segretario regionale della FIOM, Antonio Silvestri. E credo che abbiano ragione quando dicono che la chiusura del cracking, dell'attività del cracking, che fra l'altro riguarda 400 lavoratori tra metalmeccanici e chimici, e la vendita del capannone siano due facce della stessa medaglia, nel senso l'ENI cerca di chiudere il lavoro ma anche la storia e la memoria che questo luogo appunto rappresenta. La crisi dell'agroalimentare è solo all'inizio. Da Marghera la CNA del Veneto lancia l'allarme per salvare l'enogastronomia del Veneto.
La guerra in Ucraina pesa anche sul carrello della spesa. In un anno le farine di grano tenero sono aumentate del 25%, le uova del 26% e via via a crescere. Pollo 59%, tacchino 63%, sfarinati di grano duro 89%, burro più 110%. Secondo il centro studi CNA, all'instabilità del mercato e a fenomeni speculativi si somma la nostra strutturale dipendenza dalle forniture estere di grano duro, tenero e mais, che si riversa poi anche sull'alimentazione del bestiame. È necessario aumentare la produzione all'interno del contesto europeo per far fronte alle difficoltà di importazione che in questo momento stiamo subendo. Contemporaneamente, tutte le specificità del Made in Italy, a partire dalle produzioni DOP e IGP, vanno tutelate in un'ottica di filiera. Come il nostro paese sta cercando di diversificare i mercati di approvvigionamento per il gas, lo stesso dovrebbe fare per i cereali, un'impresa che però appare non meno problematica. Le grandi esportazioni dal continente americano, ad esempio, presentano un limite massimo di aflatossine più permissivo di quello dell'Unione Europea, la presenza degli OGM vietati dai nostri consorzi per le produzioni DOP e l'impiego dei glifosati. Sensori di monitoraggio sismico saranno diffusi su tutto il territorio regionale. Il Veneto è stato interamente classificato in zona sismica. Con questo accordo che è stato stipulato tra le Regioni del Veneto, l'Istituto OGS e la collaborazione dell'Università di Padova verranno installati in tutto il Veneto circa 300 sensori per il monitoraggio di eventuali eventi sismici. Realizzare una rete diffusa di monitoraggio sismico in Veneto, un progetto che non ha precedenti in Italia e che si inquadra nell'ambito di iniziative congiunte di Regione e di Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, sancite a Marghera nella sede del Vega, il Parco Scientifico Tecnologico di Venezia. Di fatto con questo accordo la Regione del Veneto risulta la regione più monitorata in Italia, un intervento efficace che può essere utile per poter raccogliere i dati che verranno messi a disposizione anche dell'Università di Padova per prevedere eventuali interventi per una maggior sicurezza dei cittadini. Il Veneto è interamente classificato territorio sismico, con diverse gradazioni di rischio, più tenue lungo la pianura e via via crescente in fascia pedemontana e montana, in particolare nell'area che dall'Alto Trevigiano si estende al Friuli. Per questo, integrandosi in un quadro più ampio di politiche antisismiche, le reti di monitoraggio potrebbero assumere un ruolo cruciale. Le sanzioni europee alla Russia colpiscono anche a Venezia. I beni della Superjet, società con sede in Laguna, sono stati congelati dalla Guardia di Finanza. Beni per circa 150 milioni di euro, tra i quali 5 aerei, sono stati congelati alla Superjet International SPA, una joint venture tra Leonardo e Sukhoi con sede a Venezia. Il provvedimento è stato emesso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia ed eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della Pisk United Aircraft Corporation, una società russa inserita nella lista nera e colpita dalle sanzioni dell'Unione Europea, alla quale sono riconducibili i beni della Superjet International. Le quote aziendali di Leonardo sono invece libere. Meno di una settimana fa, riuniti in un'assemblea unitaria a Tessera, i lavoratori di Superjet e di Leonardo, circa 600 operatori, avevano lanciato un grido d'aiuto al governo per la difficile situazione che si trovano ad affrontare. La città di Venezia sta ancora attraversando una fase di transizione iniziata con la crisi dell'acqua granda e della pandemia. Poi, secondo il deputato veneziano Nicola Pellicani, bisogna urgentemente ripensare al suo sviluppo. Venezia anno zero. Parafrasando il titolo di un noto film di Rossellini, l'acqua granda prima, il Covid poi e ora la guerra in Ucraina rappresentano degli shock che però offrono alla città l'opportunità di poter ripensare a se stessa e al suo sviluppo. Credo che Venezia sia la città emblematica dove ragionare di questi temi. Siamo davanti a un bivio. Venezia, credo che la pandemia in particolare ha messo in luce durante il lockdown tutte le fragilità di uno sviluppo economico, di una città che è avvitata su se stessa. La Fondazione Pellicani è impegnata in una serie di incontri per ripensare Venezia, dal PNRR e la sua attuazione fino alle questioni ambientali e ai cambiamenti climatici. La base economica della città che non può più essere improntata esclusivamente sulla monocultura turistica, abbiamo visto anche plasticamente durante il lockdown
tutte le derive negative della monocultura turistica. E penso al futuro nel segno della green economy di Porto Marghera, penso ai giovani, alle nuove generazioni e quindi al rapporto tra città e università. Il rettore di architettura Benno Albrecht ha lanciato al riguardo un progetto per raddoppiare gli universitari da 30 a 60.000, tenendo conto del fatto che oggi solo l'8% degli studenti è residente a Venezia, mentre a Padova il 23%. Un'operazione che però da sola non sarebbe sufficiente, perché solo un mix di azioni, dice Pellicani, può risollevare e rilanciare Venezia. Ed ora le elezioni amministrative, andiamo a Marcon, dove il sindaco uscente Matteo Romanello ha deciso di ricandidarsi. È giusto dare una continuità, ha detto. Matteo Romanello si ricandida a sindaco e punta a governare Marcon per altri 5 anni. Il giovane sindaco uscente, segretario della Lega locale, ha deciso dunque di riprovarci. È la voglia di continuità, la voglia di sviluppare quelle che sono state le idee che non abbiamo e non siamo riusciti a portare a casa nel primo mandato. Romanello vorrebbe poter continuare l'attività di sindaco proprio per portare a termine quei progetti messi in campo finora. 3 nello specifico i punti più importanti che lo vedranno in prima linea. La prima parte dalla realizzazione di un nuovo centro di aggregazione, la nuova piazza Municipio, che si contornerà di un teatro cittadino tra i più importanti della provincia di Venezia. Questo sicuramente migliorerà il rapporto tra la gente, ma riuscirà a determinare e a dare quella giusta identità al comune di Marcon. In secondo luogo invece abbiamo il proseguo di un'attività importantissima che vedrà modificare il rapporto tra la cittadinanza e la sanità pubblica con la realizzazione del nuovo distretto sanitario. La Casa della Comunità, un investimento che siamo riusciti a portare a casa nei mesi scorsi. Molte le cose fatte in questi 5 anni, spiega Romanello. Sono stati senza dubbio 5 anni produttivi, ma non devo dirlo io, dovranno essere i miei cittadini, e lo dicono in maniera importante, soprattutto per quelli che sono state le cose portate a casa. Una fra tutte, un'importante viabilità ferma da ben 30 anni, identificata come Via della Vittoria. Tanti sono gli investimenti che siamo riusciti a portare a casa, 9.700.000 euro di disponibilità a fondo perduto, investimenti sulle scuole, nello specifico la palestra di Gaggio, piste ciclabili. Nei prossimi giorni avremo da dare l'inizio alla pista ciclabile che collega San Liberale a Quarto d'Altino. E a Santa Maria di Sala l'assessore uscente della giunta Fragomeni, Natascia Rocchi, si candida per il centrodestra alla poltrona di primo cittadino per proseguire quanto fatto negli ultimi 5 anni, dice. Sentiamo. Guardiamo al futuro, lo slogan con cui Natascia Rocchi corre come candidata sindaco per il comune di Santa Maria di Sala. Assessore alle politiche sociali della giunta Fragomeni, corre per il centrodestra con la civica Natascia Rocchi sindaco e sostenuta da lista Generazioni per Crescere, con cui è stata eletta nel 2017 e gemellata con Coraggio Italia. Quindi il sostegno di lista salese, lista indipendentisti, Fratelli d'Italia e anche Forza Italia. Ho 55 anni, sono avvocato e sono sposata, abito qui a Veternigo, nella frazione nella quale ci troviamo in questo momento, da 30 anni, e ho un figlio di 16 anni. Si candida per continuare il lavoro iniziato 5 anni fa, dice. Mi candido perché me lo hanno chiesto, mi ha chiesto in primis, me lo ha chiesto il sindaco Nicola Fragomeni e poi molti dei componenti della lista Generazioni per Crescere. Famiglia, lavoro, sanità, sicurezza, ambiente e onestà tra i punti del suo programma elettorale. E quindi dobbiamo dare sostegno alle aziende che investono nel nostro territorio, che offrono occupazione ai nostri cittadini e quindi a tutti i lavoratori. Poi la terza parola chiave è civiltà. Ritengo che magari qualcuno si aspetterebbe di sentire parlare di legalità da un avvocato. In realtà ritengo che legalità debba essere un modo, una forma mentale
di tutti e non uno slogan elettorale. Il suo appello agli elettori: votare per me, perché come in 5 anni come assessora alle politiche sociali ho implementato tanti nuovi progetti e quindi per dare seguito a questi progetti e crearne di nuovi per i nostri cittadini. È Caorle la città veneta della cultura 2022. La scelta è stata fatta dalla commissione regionale preposta alla valutazione delle candidature all'assegnazione del titolo. Nella motivazione viene premiata la diversificazione del programma con aspetti anche di rilevanza internazionale che si articola solidamente intorno al tema del mare. Particolarmente meritevoli gli elementi di valorizzazione della cultura ecologica ed ambientale con largo coinvolgimento della società civile e una specifica attenzione alle generazioni più giovani. Ed era questa l'ultima notizia da Venezia. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ci salutiamo come sempre con uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci, il meteo. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. L'anticiclone nordafricano si consolida in maniera più decisa sull'Italia. L'ondata di caldo si fa via via più intensa. Vediamo il dettaglio di venerdì 20 maggio. Sul Veneto avremo una giornata di sole pieno, come vediamo. Il cielo infatti si presenterà sereno o velato. Non si esclude la consueta variabilità pomeridiana sui rilievi e sulla pedemontana. Temperature in aumento con valori estivi, minime tra 11 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tempo buono con un ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà sgombro da nubi. Temperature minime tra i 12 e i 18 gradi, massime sui 26-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque anche qui con qualche nube alta ma innocua. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 31-32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile.